I primi avvistamenti erano iniziati a giugno, come testimonia il sindaco di Barbona, Francesco Peotta. Alcuni utenti della strada lo avevano visto attraversare lungo la provinciale 1, posta in sommità all'argine lungo l'Adige. In particolare una signora al 30 giugno l'ha avvistato, si è fermata e ha mandato foto e video. Il comune è partito con gli avvisi immediati e ha iniziato a coordinarsi con gli enti competenti, ULS e carabinieri forestali in particolare. È stato deciso di dare un'allerta contenuta nell'ambito locale e un'informazione utile alla popolazione del posto, senza però enfatizzare il fenomeno. La svolta nella serata di martedì erano circa le 19, dice ancora il sindaco, quando la cagnolina Stella ha iniziato ad abbaiare all'impazzata e in modo più agitato del solito. Ad accorgersi della presenza del rettile è stato il padrone di Stella, che lo ha visto rifugiato sotto un mucchio di assi di ferro ed ha prontamente avvisato il sindaco, che a sua volta ha fatto scattare l'intervento delle forze dell'ordine adibite alla cattura. Nel giro di un paio d'ore l'animale è stato catturato. Si tratta, nello specifico, di un lucertolone messicano denominato, in gergo scientifico, Eloderma horridum, ed è una delle poche lucertole che ha un morso velenoso. Si nutre di piccoli animali e di uova. Può arrivare a una lunghezza di 90 centimetri. Si sposta preferibilmente nelle ore serali e notturne. Nelle ore più calde rimane rintanato. Ora, fortunatamente, è stato catturato.